todos e bene agattados a historias, o è chi stiamo amor de arte, e può essere più preciso di scultura, e lo facciamo con un ospite de Gabbale, importante a sapere, Gigi Porcedu. Grazie a Gigi può essere noi con noi. Salute a tutti. Gigi Porcedu è un mastro in arte di scultura, nascido e crescido in Bidesores, è sconosciuto in Sardegna e non solo, ha fatto un mostras in Castello, in Genova, in Venezia, in Roma, in Berlino, in Lugano, e sta arrivando a visitare sul Giappone, ha descritto Vincent Duor Libero, sull'Inte e Pinto e ha per davvuriare con Maria Grazia Dessi. Gigi, innanti di entrare in incontro d'esarte tua, una domanda. Chi è contarnos un poco de sa vita tua? Chi è it har fatto in sa vita tua? Commente è stata sa piscinia tua? È stato come tutte le persone che nascono in Sardegna, no? Nasci, generalmente nasci in una famiglia povera, cioè, da non so nasci, questa famiglia, nelle famiglie importanti come in Italia, io nasco in una famiglia da... Babbo mi vede sulla storia e mamma vede questa casalinga, no? 10 figli, quindi insomma, posso immaginare insomma, se vede da vicinetto, insomma, vitico, insomma, che no, a stento, insomma, se viene insomma, delle difficoltà a tenere cose che si deve tivuro, no? Allora, questa cosa da raccontare un sacco di volte, da racconto noi pure. Per me si domandava, ma quando cominciava a scolpire, a cominciare a fare a modellare, dopo cominciavo a modellare sul ludo, s'argilla, no? Poi salline, poi si passava la vetra tostata, si perdeva il rio. Dopo cominciavo a scolpire, proprio non stavo a casa, stavo a esigenza. Allora, ripeto, quando tu nasci in una famiglia abbastanza povera, no? E ci si vuoi a coste feste da su Natale, insomma, feste a no dire, insomma, ci monti i sarracoda su... comunque. A Spippiano fanno sempre il regalo, no? A me mai fatto il regalo, cioè, questo povero, cioè non... Quindi dammi una sfida a giocattolo su. Costruire da tutto. Tu pensi che da una volta ho fatto per esempio in lodo, sul vango, no? In salve elementari, ma ricordo sempre che ho avuto un maestro sotto la questo per esempio, e ho fatto tutto, c'è vinto centinaia di personaggi, ho vinto fatto bene pure, Era un bambino di 7-8 anni, insomma, capito che. Quindi nasce proprio questa esigenza che da ovvio cioè desideravo praticamente un giocattolo come te giocattoli che mi viene subito da me, no? E cominciamo a costruire giocattoli su dove tutto e noi nasce questa cosa mia, poi la approfondivo. Tu sei nascido e cresci in Desore, come è stata questa ida, come è la vita cambiata in Sosanno, quanto è cambiata da quando tu hai spizzino questa ida? Allora, la vita Sorre si sapete che da nasce e cresce è cambiata come in tutta la vita in Sardegna, anche dentro mutazioni incredibili. Mutazioni scelte fisiche da gente, ma da mentalità. Vita Sorre è stata una delle vite più ricche della Sardegna, è una vita agricola soprattutto, no? Se vita sa canciofa, come tenante, però non manco canciofa, cioè praticamente è una disperazione. È una vita praticamente abbandonata a se stessa, come si costuma dannare là. È una vita praticamente che subiu i intemperi del suo tempo, sia perché per eventi storici, no? Ma sia perché ottenere sempre amministrazioni non hanno scarsa se da bruso, cioè amministratori che non finta saltezza da far crescere la comunità. Tu pensi che noi su Midasore teniamo su diverse strutture tipo su Castello Siviller, no? Il castello degli Spagnoli del 1415 è una struttura una delle poche, cioè praticamente è quasi uguale a quella di San Luri, come struttura architettonica. E quindi in suo tempo sono stati dite acquisite sul comune, dite restaurate, dite massacrate. E poi è serrata questa struttura, no? Praticamente è una struttura bellissima, c'è questo sacco da terreno, con lo house e tutto. È serrata. Infatti, Dona Dante mi incazzo, mi sa stampa pure, poi che disegna praticamente dove avrai a porre a posto, cioè da usare come centro polivalente per cultura, qualsiasi cosa puoi fare in spettacolo, mostre, qualsiasi cosa, cioè si prende dai Sorresi ma da Sardegna pure. Purtroppo io sono andati esempi anche ministri che non tenti di nada, che è difficile, ma è per sua ignoranza e incompetenza secondo me. Gigi, tu hai già un po' contato come te nasce da un po' questa passione per la scultura, ma a un certo punto tu hai sfuriato
essere diventato proprio un mastro umano triballando sa pedra. Quanto è difficile a triballare una cosa che hai commenta sa pedra e chi tiene un montone di problemi sa la manizzare bene. Come te nasce questa passione? Ascolta, bene, secondo me, già, devo trabalhare sa pedra, ma sapere dello Stato, guardi il Rio. Trabalho su pedre, proto Stato ci molto in natura, sapere del Rio, Sossidiana, sa Selce. Tutte queste pedre si canto usare in uragico, per fare diversi attrezzi, un modo di bottonare Sossidiana, no? Vedete spunto dei sfrecci, su diversi arnesi che si alimentano per la sua sopravvivenza, poi con c'è esperti, qualsiasi cose. Dove c'è da uso per fare sculture, però non c'è di gusto. Questa cosa più bella è che da uso Sossidiana e da traballo, come traballo qualsiasi pedre. Da trabalho con lo scalpello, vabbè, molto scalpello su appunto diamantato, molto specifico, però le scolpisco. La cosa più interessante è che da nasce delle figure con su fuoco ossidiane. Se parte del Rio puro, perché molto pedre durissime, per durezze incredibili. Però mi sono forgiato a prendere parte del Rio, cioè proprio... allora, spesso sempre racconto un'altra cosa pure che... no, sempre questa cosa, che il maestro sul Rinascimento, no? Michelangelo, insomma, grandi maestri che nascono in questo periodo. E io sono usante in marmo, su marmo, bellissimo da uno di uso, però per spago, dopo amo sapere. Io sono praticamente usata su marmo, però è variante questa gente, poi fare questo grande capolavoro che hanno fatto questo. Deturpanti montagne, cosa che dopo sempre odiavo, no? Da stavo, vi scavo da Massa Carrara, approfittavo su cavo in tutta Europa praticamente, proprio. E tanti fa, tanti deturpati montagne. I montagne che spesso cioè di estratti con il marmo pregiato puro, è tutto raso al suolo, anche sfregiato la natura. Quindi quando da già da femmitico ha cominciato a comprendere che se il Rio mi offrire materiali in un modo naturale, cioè se avere del Rio nasce sottoterra, diventa mano, cioè si gonfia, diventa principe, come ad esempio in Australia, diventa, e poi da faccio partire, da faccio mangiare, sapere. Quindi sapere di arrivare praticamente elementi naturali. Cioè, da non voglio deturpare queste nature piene in massa, voi sai che dire queste sfrese lì, queste lamase micidiali, dodi questa cosa, non mi piace. Perché mi ricordo, una volta mi vi incontrato su maestro Mino Ciusciola, no? Un'occasione, in un'intervista, non mi ricordo comunque, io mi sono gettato con Pinuccio, ho tagliato una chiesa praticamente deturpata la materia. Da pregando da prodando non marimeria pure, sai che sapete, e intendo queste lame enormi, questo un suono incredibile, no? Da questo è il grido della pietra che sta piangendo, tu devi essere massacrare, devo trabalhare per dire questo motivo. Sapete mi offre questa natura, tutta terra, di bestie, di faccio, la scolpisco di aici. Ma questo c'è un concetto non tanto intellettuale, ma è questo da coscienza, non è uso. In idea su oro. Da coscienza, sì, da sicuro. Tu come te la sembra sa vedra? Come te biesi che una vedra è buona e si triballiata? Beh, questo pure è una bella cosa da raccontare. Da quando andavo a Rio ci cai vedra, no? Vivi con un'altra vedra da Epoba, anzi da Carigno praticamente, da Carezzo. Come quando la mamma carezza su più, no? Però da Epoba pure. Ci sa che una perde di Rio quando da batte con un'altra vedra, dammi da carta su che vado che è bello, no? Cioè, ben da carta che dei animo, no, sapete. Poi ci si tutti i pedre dentro i fenaggi, come tutti, così ben da montagna pure. Quindi dei pezzi belli, proprio... Basta da battere, su sono che fate da carta che è bello, no? Quanto picchiere da triballiare una pedra? Quanto tempo su picchiere a giocare una scultura da una pedra che hai? Basta pensare che devo fare delle cose piccole, che se vai da Rio non ti permette di fare cose enormi, come ti volessi, però faccio cose manna pure, quando capita, no? Devo fare sculture che impiega un anno per realizzare, piccole cose proprio miniature. Ad esempio, noi quando faccio pedre in innadore, no? Voi siamo usati, se mandiamo un video pure di queste cose, i pedre che si muovono, dove si ranninano, si anninnano, no? Quindi in cui pure c'è un'altra cosa da raccontare, se vede l'allenatore come te nasce, e nasce sempre questa esigenza che devo, se di molto che andava a Roma in Vaticano, no? Questa bellissima opera, verrà spantato, ora verrà perché do, deludici da ite, perché che mi da sopra praticamente non fare scaschiare tutto attorno quando entri queste nicche enormi, no?
E da me mi cavarca mi dire, ma no, non fa un modo per girare spede, per girare le sculture. E dove mi viene questa idea di fare i movi? Tra l'altro, sapeva allenatore un progetto, che da si chiede da metà anno, se no, esperti allenatore, dentro cose da magico, cioè che si muove con il suono della musica, e il suono dell'acqua. Cioè, poi certamente mi aiutare quando a studiare praticamente il pedestale, sono molto fatti su, con marmo particolare, sono molto perfetti, tutte scanalature sono fatte in un modo particolare, quindi sono fatte tipo bocce, tunde, quindi si muoviti. Tu pensi che questa pedra assorbe pure su equilibrio terrestre, dove si può portare? Sanno a so quando venivo sul figlio di Piero Angela a fare un servizio da me, no? Alberto Angela, una trasmissione che ti ha fatto gusto, sono andato su White Castello. E le portiamo al poeta perché vicino all'acqua si muove da blues. In effetti, a sopra, cioè sul flusso terrestre, accanto a sacco si muove a sopra, si muove. E questa cosa dopo ha scoppiato mezz'anni comunque. E penso che siano delle cose più belle che dopo ha inventato, perché veramente cioè, se riesce praticamente a fare a donare anima a sapere, a fare i movi di avere. Dopo fatto un mezzo, infatti, all'umore 20 belle sono innatori dall'umore. Gigi, quando tu hai compreso che questa passione manna poteva essere un triballo, quando hai compreso che la gente li piacia sui variati, ti dovrai grazie al fizza per su chi varias. Dopo comprendo quando mi sono reso conto che date più sopravvivi come tutto, cioè, dei più vivi. Poi ti ripeto, quando uno nasce in una famiglia normale, no? Che non tesi tutto che desiderevi, sai, comprendo praticamente che questo che devo uscire a fare, a me vedo occasioni pure. Poi è capitato un che devo gas, da mi ricordo che è cominciato tutto quando ho incontrato questa persona, Walter Stephenson, che è stato il mio procuratore per diversi anni, lui è anziano, vive in Sardegna, no? E questo praticamente è venuto tedesco, ha provato a Sardegna, anche a Porto Cervo, è miliardario, viene da fabbrica che vede cose un po' navi, comunque tiene più di 1000 operai su questo, cioè persone molto benestanti. E questo io cose mie sono uscito ma da in questa zona. Fino a Macciappai mi viene innamorato da certe cose mie. E il mio secondo si è da mostra si è fatto in tutta Germania, in Svizzera, insomma, in diversi luoghi in Europa. E quindi, cioè, e nasce 10 volte, insomma, se vede sconto su tramite questo procuratore che doveva, Walter Stephenson. E mi ha fatto diversi servizi su ZDF, sulla televisione tedesca, no? E da dove nasce perché, insomma, sul movimento, ha conosciuto un sacco di gente. Tu pensi che ha pure conosciuto a un grande attore tedesco, Horst Tappert, forse si era 10, no? Non lo so. L'ispettore Derrick. Bravo, l'ispettore Derrick. Io ho anche dormito a casa sua, ad Amburgo. Questo mi viene in un castello, mi viene. Ti posso immaginare, vedo un me ricco, no? E se mulher da questo praticamente che anche io è un regista della televisione tedesca, mi aveva dato tag, come figlio di anni, però da una via vivo in Germania, ma che da Paolo, da in Sardegna, si scolpisce in Lima, non in tedesco. Comunque fu un'esperienza bella questo pure, che ha conosciuto gente anche a certi livelli, insomma, ha incontrato un ministro tedesco. Qual è vista la soddisfazione più umana che hai sentito? Il suo campo da sarti? Ma la panna che argomentavo molti merda. E che devo persone mi disbatto, cioè non è che mi hanno malagato tutto, devo alla giornata, come si no? Devo, cioè, praticamente scolpisco la pietra, come qualcuno ha scritto un articolo al Corriere della Sera da Mago, scolpisco la pietra per sentirmi vivo, cioè questa esigenza che dai in giudeo, no? Scolpisco non intende bevo, cioè a me ci bevo pure, cioè mi dà anche da mangiare, nel senso che voi alla fine potete contatto anche con personalità importanti, per esempio a potere sfortuna di incontrare due persone mega famose comunque Roberto Benigni con Nicoletta Braschi, io li conosco personalmente, con questi sono mezzo amico tra l'altro, no? E questo praticamente allora tu hai acciappato su contrasto tra queste persone famose e ricche, se uno commenta a me, sì, qualcuno mi conosce da me pure, però da una sola ricca, da una persona normalissima come tutto, no? E se contrasto è che questa gente praticamente, dopo più a Nicoletta Braschi di lacrime se quando viene da Domo Serimote, se posto a piangere. Questa fu soddisfazione, una delle soddisfazioni che potete dire. E se posto a piangere, una volta che sono fatto questo sindrome da Stendhal, una volta che si emozionavo su che faccio Deo. Adesso non mi parlo 24 ore da SD, faccio mille cose.
E tu fai medas cosas con sas pedras, finzas li das una gara de una persona a sa pedra. Come te nasce di queste idee? Come te nasce di questi progetti che tenes? La gara di questa persona nasce da questo progetto appunto Linto e Pinto, che è un progetto che dopo 30 anni dobbiamo fare, no? È un percorso da visione omica dei satiri, no? Sono praticamente caricature in terracotta che ho fatto e sono arrivato forse a 17.000 dopo fatto. Non c'è più manco quello che espone. Comunque, praticamente su dall'Interpinto è un progetto sulla fisionomica dei sadros. Penso una cosa, che i sadros tentano un aspetto fisionomico che nessuno altro sul mondo tenti. Quindi dopo praticamente dovrà fare, pure in versioni caricaturali pure, no? Con scrivuti sadros del passato, ormai non esiste più. E dopo sono nasciuto a scoprire in Sardegna, a peggiorare la Sardegna questo progetto. E ti posso nascere una cosa che dopo, per esempio, a più bides che ha riconosciuto il sfaccio dei nuraggi, così. Ti faccio bide prodotto, no? Ma sempre nel senso buono del suo termine, no? Dopo, se non che si andava a usare, poi più, se gente nuraggi che manco. A usare, bide... Insomma, Zastra. È abbastanza isolato, come ti posso dire, però se io giovane cittadino nei confronti su... Ci sono i bides, per esempio, non sono mai stati ancora influenzati dal punto di vista cromosomico di un audeo, no? Quindi hanno interrogato me questa caratteristica dei verussati. Da mi ricordo che una volta un intellettuale tedesco mi andava, comunque vedo un regista tedesco, non mi ricordo manco come si chiama questo. E questo mi raccontava cose, questo da Sardegna conosceva me, conosceva me le cose. Mi hanno praticamente che il vero salanoraggio che finta questa zona di messo in Norese, era per smentire, per noi studiare. Poi di volta ho sassato, faccio subire. Poi certamente noi cambiamo di mengo pure, è tutto mutato questa cosa, no? Ma noi praticamente questa gente si è stimata masturata. Però non c'è questa visione, ma sul modo da guardare, da raccontare. Però sul modo più importante è sul modo da gestiare. Quindi io conosco usato da un'esperienza che ho già fatto, a Sestri per esempio. Da una volta a Berlino, via rientrare in Sardegna, via esperienza dell'aeroporto Mengo e sai, non arrivavo come via Mengo. Sa di prima si vede la trasmissione della televisione tedesca, mentre in televisione nazionale, no? Quindi vede il gruppo di gente in Mengo e ma no, tu sei questo usato, da noi si è usato, che le zone della Sardegna. Cioè, parlavano in tedesco, tra l'altro, diventa mica usato. E da suo sguardo diventa usato. È incredibile. Per questa bellezza, questa soddisfazione, questa soddisfazione che dobbiamo piegare. E tu hai fatto a Moschistena dell'Inde e Pinto e un altro progetto, un altro libro sta per da Furriata. E questo libro a per da Furriata dette gestionata e poi te l'ha fatto. Questo per da Furriata è questo progetto che ha fatto, ma è grazie a Dio, un grande poetessa Sadra. Praticamente è stato abbinato in Spedra Miesa e poesia di Maria Grazia. Tra l'altro questo libro, attento successo sicuro, è stato tradotto in italiano satro e in spagnolo da un professore che non so che si ancora in Sardegna, gusto. E questa è una bella opera, praticamente Pedro Borrell praticamente viene a gusto, cioè che una cosa praticamente è ciccata, sia in poesia ma pure in versioni artistiche, in questo caso questa scultura. E quindi nasce questo progetto, questo libro, insomma, che andava a intelligere un sacco di persone, intelligere. Tu come in questo momento ti stai strivagliando, ti stai concentrando su qualche cosa in particolare, te in conca qualche cosa da fare, magari se in questa pandemia non è schifo di girare, fare mostras, può moderare, te un progetto che si manda avanti. Progetto sono io sempre, no, sono uno che non trovo, cioè, allora, sono un uomo usato, un artista che finge un sanima. Ho il pulito nell'anima, cioè proprio queste costanti cose che devo creare sempre. Sul progetto ultimo che mi fai, sto traballando, a parte spedere se nell'inatore, se l'into se pinto, mi fa altre cose pure. Sto traballando sull'architettura, devo fare su paesaggio, questo video è scolpito in sperde di Rio, no? Mi ha traballando sul paesaggio sardo. Ti lascio per esempio, mi ha traballato impari, ti può fare una mostra con Renzo Piano, forse a Parigi, non ci vuole. Prossimamente, comunque è tutto pronto.
E magari trabalhare su esagio usato, non scelto come struttura architettonica, ma per esempio, lui in Castello, no? In Castello metto tutte le metropoli italiane e europee, praticamente, da un conto che sono andato, mi ero spantato. Poi questi palazzi enormi, no? In macchina praticamente sparcheggiate, le sclaviture di sparare, cioè, è fatta per la mai divieto di sosta. E magari fa questi paesaggi in macchina parcheggiate in sclavitura. Se fai poi 50, sa Pigede, insomma, sa 500, non è che voi fate San Mercedes, no, questo no. Faccio in macchina cosa nostra, su carro un burrico, insomma, su carro con su burrico parcheggio anche le vetture, è una sorta di gioco, no, che magari fai, proprio sa, penso di questa urbanizzazione europea. Tu has visto tantas personas que son arribadas a Domodúa, tantas personas importantes, tantas personas que vienen da estero puro, e has tribagliato ha fatto una mostra in Giappone. Come ti è stata questa esperienza in Giappone, in una terra che hai atteso dalla Sardegna? Vedi. Ora è atteso, tutto sta atteso in chilometri, ma pure in secondi, cioè da mentalità. Però di una cosa, da giapponese li conosco, mezzo molto bene, ma c'è pure in Sardegna, no? Mezzo è architetto, per esempio. Funto persone, dopo un'altra cosa, che i giapponesi sono come i sadri, hanno tremendamente tradizioni, e funto belle tradizioni che denti questo, non funto una cosa, gente denti migliaia di anni da storia, come hanno tutto. Beh, i giapponesi praticamente è un popolo, dove si mille sadri, funto meno costanti, i traballadori si consumano. E poi dopo un'altra cosa, che in Giappone ho conosciuto un sacco di artisti, grandi artisti, specialmente nel settore delle ceramiche, funto i maestri primari sul mondo, funto gente, è un bello popolo, mi piace a me il popolo giapponese, mi piace, è un popolo assimila dai sadri, certo che funto milioni, funto come se formiche. È difficile fare relazioni, non è che conosce gente di relazionare di più, conosce mezzo artista per esempio, no? Però relazionare con questa gente comune è difficilissimo, perché qui c'è un ritmo di vita incredibile, come sformi, ante e torto, non si ferma mai. Lavorando su questo viso, certamente gli strumenti sono le dita e qualche piccolo arnese tipo un chiodo, qualcosa del genere. È molto importante lavorare con grande maestria, devi essere molto, molto svelto, se no l'argilla poi alla fine è secca, quindi è più difficile lavorarla. Adesso prenderò il mio chiodo e cercherò di fare qualche espressione. Ecco, la ritrattistica estemporanea è proprio questa qui, quando un artista, diciamo, riesce a modellare così in fretta e in furia, è anche una caricatura. I sorighedas, le orecchie. Queste sono le orecchie, plasmate così in un modo molto veloce. E tu quando abbiamo cominciato a questionare, hai aumentato un po' della vicina tua, della famiglia tua, su chi hai vivido, di su chi hai visto in domo, dal partito qualche cosa pensa in suo tribale, in suo senso, su chi hai passato, su chi hai vivido, lui dimoso in sa pedras che due tribali. Certamente, ma è normale insomma, che uno che si occupa di arte deve fare veramente con serietà e sacrificio, perché l'arte è una scelta, è sacrificio, è impegno, è traballo, è sudore, è sangue. Certamente che potrà sfidare un metodo che da più a livello personale, a livello familiare. Tu pensi per esempio che scelte l'Into Seppinto su questo ritratto in terracotta, il primo che ha fatto con le persone a me accanto, per esempio. E quindi, per questo c'è tu vasto che dopo fatto, no? Per esempio, spese ninnadoras, no? Dopo fatto spese gangiate, praticamente, conti vedere che i bartolisti, spippius, i scavori, i scavigè, tutto, su trigo, tutto, cioè, è un metamorfosi mio perché tu sconto, cioè, se mette cose mie non è normale, nel senso che da sono artisti che creare esempi, però questa è razionalità del Serrodeo, no? Perché pensa che siamo che l'artista è un artista a Mac, ma l'artista a Mac è così che è razionale, è così che crea Dio vedo, quindi insomma non è pazzia, è invenzione, è creatività. E dopo trasferire un metodo così che dopo da ciò che dovete a poter trasferire una sua scultura.
tornando a pedra che agita, no? Le prime pedre che da fatto che si muovono, che è innante, finite i pipieri che nasciente, entra sa pedra, nasciente a mengo e da su sculla. Ma non tanto da una potente amore da me, da una potente, perché fai su 10, ma mamma si beve a tutti sicuramente. Però forse mi manca qualcosa da gusto che c'è, o via da brucio, no? Quindi fare il pipiero che è scullante, mi collado tutto praticamente. E questa vita da un artista praticamente che crea, cioè, crea vita da consumare praticamente. Sossidiana, quanto è difficile la triballare, che poi è una perda che tiene questo un canto di storia della terra nostra, ma è difficile sapere alla triballare. Beh, Sossidiana in effetti, ma chi la conosce qua che è vetra, in birdi, è come è pedra vulcanica, no? La traballare è difficilissimo, è come te lui, io sono un rogo d'ambire dove scolpire, è difficile, però dopo ha scoperto un mille cose in Sossidiana, ha fatto studi su Sossidiana dal riscaldo, cioè proprio da lento, a fuoco lento, senza con savalla, no? Perché depois sul fuoco esplode, come spera del riure esplode, spera esplode. Quindi dopo imparava cose, che Sossidiana nasce da traballare dell'efficacia sul fuoco. Tra l'altro, un'altra cosa che mi ha raccontato che hanno fatto sul professore Giovanni Lillio, no? Che spesso veniva come un padre con Paolo Villonca, no? Hanno fatto, veniva sempre ma c'è Paolo, con Paolo veniva amico. E da su Giovanni, ma come ti traballano Sossidiana in Uragico? Già da traballare, lo conosci già, no? E sono le cose tecniche, le scelte. Di nato Giovanni, Sossidiana, da riscaldante in Uragico, non devo. E poi si è fatto più di sul laboratorio, no? E va sul fuoco, da scolpire praticamente con scalpello normale, sì. Fino a spantanza, Giovanni lì. Non scelte gusto, ma un'altra cosa che devo raccontare è questa, che una volta a Sassari, in un convegno sull'archeologia, sempre su Giovanni Lì, sono gente, tutti docenti, comunque, e da sapponavo, in Sardegna interceppavo una serie da simboli falli, ci vedi che no? E c'è scritto un sacco di cose, c'è scritto, da si parlava queste cose, vedeva spippiuso. È una cosa che facevano i bambini per gioco, o i pure spippieri, secondo se mamma fa di savasta, fa i drusi, qualsiasi cosa, corrova spippieri, no? E quindi giocante, le vuoi intenzionando pure, e da si dava consiglio, non sanno, si parlava delle cose, e che stai messo la mente da questa ceramica, no? Anche nei zanfore pure, con le piccole telecamere, in due biesi impronte, dalle impronte vi accorgete che le impronte mi pierdono, e noi mi fai mica sbagliato, io ragionare alla fine. Ma è una delle tante cose da scovetto. Poi, Sossidiana certamente ci ha studiato, potrà parlare un mese. Sossidiana che mette davanti mese è l'oro dei nuraggi, è vero, è solo dei nuraggi, così. Però è solo dei contemporanei, dove faccio gioielli con Sossidiana, per esempio. È una materia magica, è bellissima. Sono giovane, tiene passione per quest'arte chi ha Secondo me, stue. devo trabalho a scuola, devo insegno a scuola, no? Faccio corso da didattica con questa ceramica. Spesso vedo che ci sono giovani, ma a volte si maestro pure, gli adulti pure che sono interessati a questa cosa. Però c'è una cosa che, insomma, che strobba da me, ci stai, per cercare da me sono strobbati da diverse cose, praticamente da informazioni. Perché sto vivendo un periodo da legge, informazioni è un cancro secondo me, no? Cioè, faccio l'esempio di uno prodotto su. E lui pensa, vuoi cercare che Barbara D'Urso in televisione, oppure Maria De Filippi, oppure il Grande Fratello. Tu pensi che questo concetto si può creare un giovane bene di questa sporcheria di dici, è un cancro. Allora, una volta sgarba da una volta da produrre da fare pornografia dei sentimenti, senza baldracca da palcoscenico. Cioè, per ricollegarsi su domande che mi ha fatto lui, no? Cioè, molte cose praticamente, è un cancro, quindi quando traballo in scuola, devo comunicare attraverso la terra, no? Sargilla, oppure la vetro puro, questo che è un sentimento, questa materia, che poi sono sentimenti che poi, grazie, può essere un traballo puro, però appunto disturbato. È un clima meno deviato, i giovani, però ci molti giovani che sono interessati a questo che è il trabalho da un artista, ma questo da creare, tra l'altro fa gioiello pure. E questo è quello che interessa è questo, fa gioiello. Però forse non tanto perché sono belli, sono realizzabili, ma te scendi già che un gioiello fa, cioè, li puoi vendere, puoi fare un sacco di denaro pure. Ecco, se non è su strobo è proprio un mengone. Gigi, grazie a me da voi revinto la pazienza di fare con questa vestizionata per i miei. Ti do grazie a te a Beru
poi accettato di essere pari con noi e spero di tornare a essere ospite in questa trasmissione, sia a che torna a questionare le arti tua. Grazie ancora. Grazie a tutti e in buona hora a tutti, saludos a tutti, a tutti os outros. É uma azione a spizzinendo, non si siete influenzati da Barbara D'Urso del Grande Fratello. Pica questa strada dei sadri, su questa vera probabilmente faccio Deo.